come promessa vi spiego come ho preparato la rana pescatrice, eccola qua, vedete che bella, fatta a pezzettoni grossi, e vi do anche la ricetta: un po' di aglio, un po' di cipollotto, lo facciamo soffriggere, anche ci mettiamo un pochino di sedano, ma poco, caliamo dentro la rana pescatrice, facciamo soffriggere e poi sapete cosa mettiamo? Il pomodorino, anche giallo se lo avete, ma il segreto di questa rana pescatrice è la cottura con il latte. Aggiungiamo un bicchiere di latte in modo che viene rosato con questa bellissima cremina. Guardate che spettacolo! E l'aroma per questo piatto di pesce qual è? Un pochino di timo. E lo lasciate cucinare 25-30 minuti, perché sennò il pesce si ritira troppo. Mai cucinare il pesce tantissimo. A parte, che cosa mi sono fatta? Guardate, dei carciofi fatti sottili, fritti nel burro con un po' di cipolla e un po' di olio. Il segreto anche qui qual è? Spremere un mezzo limone sopra. Nell'impiattamento finale lessiamo i paccheri, li insaporiamo con il sughetto della rana pescatrice e aggiungiamo a coprire una cascata di carciofi. È un piatto strepitoso. Ciao amici miei.